Oggi raccontiamo un'altra storia di diritti inespressi, diritti nascosti, che è la nostra campagna sul controllo della pensione. E in particolare oggi parliamo di assegni familiari. Ne parliamo con il signor Raffaele. Buongiorno. Buongiorno. Signor Raffaele, ci racconti un po' che cosa è successo? Ci racconti la sua storia, quando e perché si è rivolto al sindacato? Allora, sono Benello Raffaele, mi chiamo Benello Raffaele, ho 67 anni e niente, all'inizio dell'anno 2018 ho visto la pensione decurtata. Allora, non sapendo, ho pensato ancora, ho aspettato ancora un pochino per vedere magari c'è qualcosa che non va, magari il mese successivo la stessa cosa. Ho detto, allora vado al sindacato, vado allo SPI. Allora io mi sono rivolto al signor Bigoni e ho chiesto, c'è qualcosa che non va, insomma, che la pensione non è più come prima. Da quanto è in pensione? Dal 2005. Che lavoro faceva prima? Io lavoravo in Agritalia come operaio. Come operaio? Operaio. Ok, metalmeccanico? Metalmeccanico. Ok. Sì. Iscritto CGL da sempre? Sì, iscritto al CGL da tantissimi anni. E appunto sono andato in pensione e ho detto mi iscrivo allo SPI perché qualcuno mi aiuterà ancora. Anzi, si ha più bisogno quando si è in pensione che non prima, quando si lavora, che si pensava in pensione sei a posto. No, sei da solo quando vai in pensione. Allora il signor Bigoni mi fa vai a vedere all'INPS così verifichiamo cosa c'è veramente, insomma. Da lì hanno detto che mancava il RED. Allora torno dal signor Bigoni e mi dice d'accordo. Spieghiamo agli spettatori bene, che se lo sa, insomma, che cos'è il RED. È una dichiarazione dei redditi ulteriori Sì. rispetto al reddito da pensione. Facendo la verifica col signor Bigoni ha detto guarda sì, adesso vedrai che le cose si sistemeranno perché intanto prima cosa mancava anche l'aumento della pensione da gennaio 2018. Questo l'ho vista subito. Invece 2 mesi più avanti, perché le cose sono state procedura più lunga, ho visto anche l'aumento della pensione perché mancavano appunto gli assegni familiari. Quindi non le avevano dato gli Non mi avevano dato gli assegni familiari. familiari. Per quanto tempo non li hanno dati? 3, 4, 5 mesi, adesso non mi ricordo esattamente. E dopo ho atteso appunto un paio di mesi e dopo ho visto che mi è arrivata, insomma adesso percepivo 1255 e sono arrivato a 1295. Quasi 1300 e sono stato euro. contentissimo perché almeno ricevo quello che mi aspetta che prima non avevo, diciamo. Questo importo in più al mese che ha, che sono circa 50 euro in più al mese. Sì, quarantina di euro. Ecco, alla fine sembra poco, ma in realtà fa la differenza. 40 euro per uno che percepisce una pensione modica, diciamo, è qualcosina, insomma, fa la differenza, ecco, diciamo. Okay. Quindi consiglierebbe ai suoi amici di andare a controllare la Sicuramente le consiglio perché è utile veramente. Cioè, sono poco che si paga e sono spesi bene, meglio di molte altre cose, veramente. Abbiamo appena ascoltato la storia del signor Raffaele, al quale grazie al controllo pensione che tu hai effettuato personalmente abbiamo fatto recuperare un po' di soldini a fine mese. Ci racconti un po' come è andata e perché aveva... Il caso del signor Raffaele è un caso che è successo a molti altri, per dire il vero il signor Raffaele è stato un caso, ma in quel periodo lì ce ne sono stati parecchi che hanno avuto lo stesso problema. Si parla di assegni familiari, il signor Raffaele ha la moglie a carico e quindi con la pensione che ha un reddito che rientra dentro per avere il diritto agli assegni familiari. E cosa è successo? È successo che nella confusione fatta dall'INPS, perché bisogna proprio dire confusione per quanto riguarda l'invio dei modelli RED, che prima sembrava che sì dovesse fare, poi chi faceva il 730 no, eccetera, è successo un po' di confusione. Che cos'è il RED? Spieghiamo. Il modello RED è quel modello che viene richiesto dall'INPS e che viene fatto attraverso i nostri CAF, viene compilato, poi inviato telematicamente all'INPS, dove il pensionato deve dichiarare se ci sono dei redditi diversi dalla pensione che lui ha.
attraverso questi, mettendoli insieme, si fa il reddito complessivo dal quale poi si ricavano, se uno ha diritto, in questo caso gli assegni familiari, ma possono anche essere altri provvedimenti. E gli assegni familiari appunto hanno questa caratteristica. Da questo controllo è saltato fuori che il signor Raffaele dal 2015 non aveva inviato il RED. Quindi lui non l'aveva inviato? Non l'aveva inviato, un po' per la confusione è un fatto, un po' perché era convinto che facendo il 730 fosse esentato dal doverlo fare. Il risultato è stato che l'INPS ha fatto questa verifica e gli ha sospeso gli assegni familiari senza neanche avvisarlo, fra l'altro. Lui è venuto da me e mi ha posto la questione, l'ho mandato dall'INPS per verificare, avevo già capito di cosa si trattava, ma soprattutto l'ho mandato all'INPS anche per potersi fare il proprio PIN personale, perché può essere utile, perché dal momento che l'INPS non manda alcuna comunicazione di nessun tipo, col PIN personale possiamo in qualsiasi momento verificare l'importo della pensione preso, se è giusto, le differenze che eventualmente ci sono, da cosa derivano e se sono giustificate oppure no. È andato all'INPS, gli hanno spiegato appunto che mancavano i modelli RED, è tornato da me sia con il PIN che con la risposta. A quel punto lì abbiamo fatto una ricostituzione sostanzialmente è ricostruiamo la pensione indicando quelli che sono il reddito vero e reale della persona e dall'importo della pensione se ne ricava eventualmente una richiesta, in questo caso assegni familiari, quindi specifichiamo nella ricostituzione che lo facciamo per gli assegni familiari. Indichiamo il reddito, il numero delle persone, quindi ricostruiamo praticamente tutta la pratica. Abbiamo fatto quindi la ricostituzione, l'ho fatta retrodatata dal 2015 in maniera che quindi abbiamo sanato anche i precedenti anni relativo al fatto che mancasse il RED e quindi abbiamo azzerato la situazione. Dopo alcuni mesi hanno sistemato gli assegni familiari, gliel'hanno rimesso, come diceva lui, dentro l'importo della pensione ogni mese e in più ho preso anche, adesso vado a braccio, ho preso circa 650 euro di importo arretrati. Perché bisogna dire anche agli sì, spettatori certo, che noi, quando facciamo le ricostituzioni, per le varie problematiche che possiamo avere, ovviamente possiamo tornare indietro a recuperare 5 anni di arretrati per la prestazione che non è stata effettuata o per l'errore che era stato fatto. Ad esempio io ricordo un caso di una persona di un paese qui vicino, sempre della Lega di Rovigo, che per un errore rispetto all'integrazione al trattamento minimo ha preso quasi 12.000 euro di arretrati più 250 euro in più ogni mese attraverso il cambio della ricostituzione. Quindi ti cambia la vita. Ci sono anche dei risultati da questo punto di vista che un po' ti danno appunto la soddisfazione di fare un lavoro che alla fine ha un risultato che è gratificante sia per chi lo fa che per chi lo riceve e anche perché insomma i diritti che siano dei lavoratori o che siano dei pensionati, i diritti vanno tutelati e noi siamo qua per tutelarli, insomma, non è che siamo qua per fare dell'altro. Hai parlato quindi di assegni familiari e poi anche, mi pare, di integrazione, almeno. Quali sono i diritti che possono, i diritti inespressi? I cosiddetti no? diritti inespressi sono appunto l'assegno familiare, sono le maggiorazioni sociali. Cosa vuol dire maggiorazione? La maggiorazione sociale è una maggiorazione che spetta a chi ha veramente le pensioni molto basse, in particolare per le persone sole o anche sposate, ma che entrambe hanno un reddito molto basso, quindi gli aspetta una maggiorazione che è legata all'età, legata al reddito, eccetera, che comunque è una prestazione che ti può dare un po' di sollievo. Normalmente parliamo di pensioni al minimo, 507 euro, e quindi il fatto di poter avere 120-125 euro in più, ripeto, da 500 a 620 sembra nulla, ma chi vive con 500 vive con 600 e senz'altro trova la differenza. Parliamo di integrazioni al trattamento minimo, sono quelle pensioni che dal calcolo rispetto ai contributi versati l'importo che ne esce è al di sotto dell'importo minimo che oggi è 507 euro. Quelle pensioni che vengono erogate in base al calcolo dei contributi versati, che in questi casi non sono sufficienti per raggiungere il trattamento minimo e quindi se ci sono le condizioni di reddito
individuale piuttosto che familiare, possono essere elevate al trattamento minimo. Ci sono gli assegni familiari, abbiamo detto, ci sono le 14esime. La 14esima, che è stata instaurata dal 2007, ma che poi nel 2017 ha trovato delle modifiche attraverso l'accordo che abbiamo fatto con il governo, e anche lì ci sono molte 14esime che non vengono erogate da parte dell'INPS, o perché il casellario non è aggiornato, perché magari prima c'era una situazione reddituale che non consentiva il pagamento, ma che poi si è modificata e poi non è stato registrato il fatto che ne avesse il diritto. Fatto sta che la 14esima è uno di quegli argomenti molto oggetto di ricostituzione. La 14esima dovrebbe essere data d'ufficio, vero? Quindi non è una di quelle... Teoricamente sì, la 14esima fa parte di quegli importi, di quei pagamenti che dovrebbero essere fatti d'ufficio perché sono legati al numero di contributi. Ma non sempre avviene. Non sempre questo Sai avviene. dirmi più o meno quanti sono state, magari tra 2017 e 2018, la richiesta appunto di 14esima, dopo l'accordo tra sindacati e governo, se c'è stata una... insomma, ci sono stati molti pensionati e pensionate che sono venuti a richiedere la 14esima. E ci sono, dopo l'accordo del 2017, avendo elevato l'importo della pensione, prima era fino a 750 euro, essendo è stato elevato il limite a 1000 euro, circa 13.049 euro l'anno, quindi 1.000 euro al mese, lordi. Lordi, parliamo sempre Ricordiamoci sempre lordi, perché magari chi ci ascolta purtroppo la differenza lo sconto fra il lordo e il netto, eccetera, purtroppo il calcolo è sempre fatto sul lordo. Tenendo conto, adesso parlo della provincia di Rovigo, che la media delle pensioni di Rovigo non arriva a 900 euro, la media ovviamente, è ovvio che tantissime persone con il secondo accordo fatto sono cadute all'interno dell'avere il diritto a 14esima, quindi noi le abbiamo fatte moltissime. Adesso sinceramente credo che negli ultimi 2 anni, quindi essendo valido 2017 e poi 2018, ma senz'altro almeno una quarantina io le ho fatte di ricostituzioni per le 14esime. Quindi vogliamo invitare i nostri pensionati? Ma i pensionati, io dicevo... E le pensionate? E le pensionate. Io ho fatto 1000 controlli di pensione, ho riscontrato 150 circa errori che abbiamo recuperato. Tenendo presente che solamente la Lega di Rovigo conta 2700 iscritti, vuol dire che ci sono 1700 pensionati che non sono mai passati da noi. E parlo dei pensionati iscritti, perché se poi ci allarghiamo ai pensionati non iscritti, il bacino è ancora più ampio. E quindi l'invito che mi sento di fare è che di passare nei nostri uffici, perché una risposta la diamo sempre comunque a tutti. Il controllo, ricordiamo, che è gratuito. Il controllo lo facciamo, e quindi che non ci sia il timore di passare da noi, che siamo lì per tutelarli, perché altrimenti non ci sarebbe nemmeno un motivo che ci fossimo dentro nei nostri uffici, insomma. Quindi tranquillamente non c'è nessun problema, insomma. Venite nelle nostre sedi? Sì, certo, venite nelle nostre sedi che sono lì, sono aperte per tutti, per gli iscritti, e grazie a loro sono aperte, e i non iscritti che invitiamo a venire nei nostri uffici per farsi controllare la pensione e poi facciamo un lavoro corretto e soddisfatti, perché affinché si iscrivano anche loro allo SPI, perché insomma, come si dice, conviene, cioè, alla fin fine.